Amore, sono tornata. Non ti dico che serata, Piazza Dante era bloccata. Sono rimasta imbottigliata quasi per un'ora e più. Ma comunque com'è andata la bambina? L'hai cambiata? Gliel'hai data la poppata? E rispondimi sciusciù. Ah, paccherizzo la vecchia. Amore, sei tornata. Ti aspettano a braccia aperte, vieni sotto le coperte, sì. Però chiudi le porte, che se parla poi di morte io non mi controllo più. E non sai che se si sveglia un'altra volta nostra figlia, ma ne sceglie che la vestaglia e togliamo solo tu. Ho capito. Sei nervoso? Non parliamone stasera, buon riposo. Ah, e a questo modo credete a dormire. Ma poi anche chi ti è morto mi ha sentito. Non riesci un'altra volta con voi a stare lì. E ti faccio camminare la carrozzella. Altrimenti poi è bello quando esce la peccerella gliela porti a quella cessa di tua sorella che telefono soltanto per le feste a Pasquetta, a Capodanno e a Ferragosto e si piazza appresso a lui perché ha capito che chi paga e chi distrugge tuo marito. Ecco fatto, ci risiamo con la scusa della bambina, tiri fuori mano a mano quello che non ti va giù. Ma se non vuoi fare il padre, si dividono le strade. Me ne torno da mia madre e non ne parliamo più. E io non voglio fare il padre. Ma hai capito che stasera mi sono esaurito? Che la vostra sua latta tradimento non mi ha fatto tua pace un momento. L'ho tenuto per 3 ore sempre in braccio. Si sapesse che dolore in dal suo braccio. Ci ha fatto l'innenare, ci ha messo un panno, ci ha girato un biberone. Ma che sangue da colonna, ogni tutta la serata, che da stupola imbragato non me ne deve manco di nemmeno avvicinare. Mentre tu eri andato a fare una passeggiata, a me mi faltava una rambuffata. Lasciami seduto giorno per vedere la televisione, perché stasera stiamo a Coppa dei Campioni. Tanto che il telecronista Giampiero Galeazzi, per il microfono marito, sta guaglione ha rotto cazzo e fare la serenga di bromuro, mette la tizza a bocca a sta creatura. Io ci ho risposto, caro Galeazzi, io sono occupata che la bocca